Il Consiglio regionale del Veneto ha approvato a larga maggioranza gli atti di programmazione degli interventi regionali cofinanziati dall'Unione Europea. Al centro della delibera la revisione di medio periodo dei fondi europei della programmazione 2021-2027, in particolare del Fondo europeo di sviluppo regionale e del Fondo sociale europeo. Entrambi i programmi, finanziati con circa 1 miliardo di euro nell'arco di 7 anni, hanno già superato il 70% di attuazione. Grazie ai nuovi regolamenti europei approvati lo scorso anno, la Regione ha potuto rimodulare la priorità di spesa, ottenendo un anno in più per l'utilizzo delle risorse e maggiori percentuali di cofinanziamento. Si è concentrata l'attenzione sulla priorità dedicata alla casa, 50 milioni a sostegno dell'edilizia residenziale pubblica per il restauro di appartamenti e restauro di case destinate alle persone con difficoltà. Di questo fanno parte i 28 milioni stanziati per il Fondo di sviluppo, mentre è prevista una nuova priorità da 83 milioni di euro per favorire l'occupazione, in particolare giovanile, e sostenere lavoratori e imprese nei processi di transizione legati alla decarbonizzazione. Per quanto riguarda invece il Fondo di sviluppo regionale, sono stati stanziati altri 5 milioni di euro per competitività e decarbonizzazione. Un segnale importante della Regione del Veneto, si dà seguito a questi annunci proprio e si dà una risposta anche alle esigenze nuove del territorio.